Da Paludi ai Molini di Chiese fino al vallone di Buscole, l'assessore alla protezione civile e al dissesto idrogeologico Giampaolo Bottacino è tornato in sopralluogo nelle zone maggiormente colpite dall'alluvione dello scorso dicembre che ha causato gravi danni nel Pago. A Paludi, con un primo impegno di 550.000 euro, la Regione ha provveduto alla sistemazione in Valdaverde della vasca di decantazione a monte del canale Cellina e alla pulizia del canale a valle verso il Rai. Sul torrente Valcantuna sono stati eseguiti interventi di pulizia e messa in sicurezza, mentre resta da rifare il manufatto di attraversamento in corrispondenza della zona industriale. 600.000 euro sono stati stanziati per un'opera di trattenuta lungo la Valcantuna, attualmente in fase di progettazione da parte dei servizi forestali regionali. Nel vallone di Buscole sono stati avviati lavori per 500.000 euro che, salvo imprevisti, si concluderanno prima dell'estate. In Valturcana saranno messi a disposizione 1,5 milioni di euro per contrastare un movimento franoso e per realizzare opere di difesa idraulica. 500.000 euro per lavori di difesa idrogeologica in località Molini, in comune di Chiese, dove recentemente sono stati appaltati interventi ulteriori in località Stracadont. Non ci fermiamo, noi continuiamo con i nostri cantieri, continuiamo a intervenire un po' in tutta la provincia di Belluno, in quanto la situazione deve essere ripristinata e migliorata. Quindi l'obiettivo è quello di ridurre il rischio per la popolazione e continuiamo in questa strada.